Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 31 ottobre, prima corsa riservata a 4 anni, in pista i gentleman, 0 in condotta, Zeta Krill, Zombro Nord Fro, Zilli, Zara Prad, 0 Giulia in prima fila, Zingaro Ross, Zagara dei Greppi in seconda, i favori in chiusura per Zilli. Veloce Zara Prad a conquistare il comando nei confronti di Zeta Krill, quindi 0 in condotta. Numero 3, All'esterno 0 Zombo Giulia che Nordfro, cerca sistemazione squalificato. alla corda, la squalifica per Zombro Norfolk, sbaglia anche 0 Giulia. Numero 6, 0 E in quarta Giulia, posizione va Zilli, squalificato. primi 200 completati in 15,2 da parte di Zara Prad che si trascina Zeta Krill, 0 in condotta e Zilli. Poi gli altri a seguire hanno sbagliato Zombro Nord Fro e 0 Giulia. I 400 vengono completati in 31,5. Vantaggio Zara Prad nei confronti di Zeta Krill, mentre 0 in condotta rimane in terza posizione. Zilli accenna per un attimo a spostare all'esterno, poi lo fa dopo 550 metri di gara, si scopre ma subisce l'anticipo di 0 in condotta, prevedibile del resto. 0 in condotta, avanza, Zilli ne segue le mosse e così se ne vanno i primi 800 metri di gara, comunque con Zara Prad che ha potuto graduare a piacere 1,4,7 il mezzo miglio iniziale. In seconda posizione si mantiene Zeta Krill, ora hanno guadagnato un posto alla corda Zingaro Ross che è terzo davanti a Zagara dei Greppi, chilometro completato nell'ordine del 1,20,5. Sempre Zara Prad a fare l'andatura, ora 0 in condotta a prova al suo esterno, mentre dalla coda niente, 0 Giulia è squalificata, quindi siamo a 400 dalla conclusione. C'è la mossa ora di Zilli. Zilli avanza in terza ruota. Con decisione Zilli si porta su Zara Prad, mentre 0 in condotta non riesce a rimanere nel vivo. E così Zilli si avvantaggia all'ingresso in retta d'arrivo, una frazione in 15,7, cerca ancora di reagire Zara Prad, ma Zilli sta passando e ai 100 finali risolve la partita. Zilli per chiudere netto vincitore con Pierluigi Giannoni, il secondo posto per Zeta Krill che a fil di palo piega Zara Prad, 1,18,4, 30,1 a chiudere. La vittoria per Zilli e Pierluigi Giannoni, quota di 1,97 da favoriti in chiusura di gioco. Zilli così ritorna alla vittoria. Bel percorso esterno per Zilli, prima coperto, poi deciso in terza ruota ai 400 finali. E il successo, direi netto sul traguardo per Zilli, Pierluigi Giannoni. Secondo posto per sul palo ancora per Zeta Krill che piega quella che è stata la battistrada Zara Prad.